28 secondi all'inizio di questo evento clou della serata, quindi sesta corsa al premio ANACT Delegazione Romagna. Una dotazione importante di 13.200 euro per questi 8 cavalli di 4 anni che si sfideranno nella corsa più importante della serata. Cavalli appunto di 4 anni vincitori da 20.000 a 45.000 euro in carriera. Andiamo a leggere il campo dei partenti quando il countdown è arrivato a 0. Sono 8 concorrenti, sono 4 maschi e 4 femmine. Il numero 1 è Giselle Trio, Giuseppe De Filippis. Il 2 Galassia GL Lorenzo Baldi. Il 3 Gimondi Pietro Gubellini. 4 Go Big F Roberto Vecchione. Il 5 Gemma Griff Alberto Garruto. Il 6 Gölischer ST Marco Stefani. Relegati in seconda fila con il numero 7 Gabriel Cole Roberto Ruvolo e l'8 di Guisarda ASM con Filippo Monti. Favori del pronostico sono per Gölischer ST che parte al numero 6, l'allineamento è completato all'ingresso della retta, la macchina accelererà e tra poco assisteremo alla partenza. Si chiudono le ali, parte velocissimo Gemma Griff come suo solito e si riesce a mettere davanti a Galassia GL che è partita anche lei come suo solito, ma la partenza di Gemma Griff è stata fulminante e si è messa davanti a tutto, quindi Alberto Garruto è davanti e attende ora che arriva Gölischer ST. Sono 200 metri in 14,5, quindi svelti, ma ha già avuto modo di rallentare qualcosa. Gölischer ST si mette a veleggiare tra la prima e la seconda posizione, mentre viene eliminata Guisarda SM di galoppo. Arriviamo all'ulteriore parziale in 28,9, quindi 400 metri comunque qualcosa si è speso e Gölischer ST perde il trotto e sbotta e numero si autoelimina e viene anche Gölischer eliminato ST dalla giuria, quindi quindi rimane davanti sempre Gemma Griff che aveva preso il via, 44,8 per i 600 metri, segue Galassia GL e adesso arriva a destra Gimondi, con in schiena Go Big F, quindi tutti i protagonisti sono lì in queste 6 posizioni che sono le 6 posizioni di chi è rimasto. 59,8 per gli 800 metri. Gemma Griff ora continua a moderare l'andatura, ora un paletto l'ultimo da 15, Gimondi è alla sua destra e incomincia ad arrivare sempre più vicino, chilometro in 1,15,1. Pietro Gubellini ovviamente richiede maggiore impegno su Gimondi, ma sembra estremamente incisivo Go Big F che parte in terza ruota con una velocità assolutamente impressionante e in 50 metri è già davanti a Gabriel tutti. Cole squalificato. Go Big F ha preso tutto quello che poteva di margine, 3 lunghezze buone quando andiamo a chiudere l'ultima curva in 14,1 ed entra in solitaria Go Big F. Roberto Vecchione deve solo contare i passi che dividono la vittoria del suo allievo per questa sesta corsa. In seconda posizione Galassia GL si difende da Giselle Trio che per vie interne riesce a prendere la terza moneta. Al quarto posto chiude Gemma Griff in calo, 13,5 per la vittoria, 2,2 il rotolo complessivo per Roberto Vecchione che ha portato al successo Go Big F. Go Big F per il training di Hansen Eric Bondo, la scuderia Egebro Racing per questo maschio da Guderi Pre e Brisei de Griff che appunto si aggiudica la sesta corsa, il premio ANACT Delegazione Romagna.